Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, i principali titoli della mattina. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato ieri al centro fieristico Le Ciminiere che ha distrutto il teatro realizzato al suo interno. Incendio e disastro colposi, i due reati ipotizzati dal procuratore aggiunto Fabio Scavone, titolare del fascicolo che ieri sera si è recato sul posto per un primo sopralluogo. La Cassazione ha annullato con rinvio alla Corte d'Appello Civile la sentenza di assoluzione di 4 medici del reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale Cannizzaro di Catania per la morte di Valentina Milluzzo, la 32enne alla 19ª settimana di gravidanza, deceduta il 16 ottobre del 2016 dopo aver perso i due gemelli che aspettava in seguito a una fecondazione assistita. La decisione riguarda soltanto il lato civile del processo e non quello penale. Si terrà il prossimo 5 marzo l'udienza predibattimentale sull'incendio divampato all'aeroporto di Catania il 16 luglio 2023. Due sono gli imputati accusati di incendio colposo: Orazio Condorelli, responsabile della sicurezza della SAC, e Federica Caravello, legale rappresentante della Italy Rent Car. Il giudice dovrà decidere se andare avanti nel processo anche con eventuale accesso a riti alternativi o disporre il loro proscioglimento. I carabinieri di Messina hanno arrestato un 47enne per traffico di sostanze stupefacenti. L'uomo era alla guida di un furgone cassonato sbarcato dal traghetto proveniente da Villa San Giovanni e trasportava, nascosto in un sottofondo, oltre 10 kg di marijuana accuratamente confezionati e sigillati in 18 buste di plastica termosaldate. A seguito degli ultimi fatti di cronaca è arrivata una nuova iniziativa istrionica da parte del leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca, che si è presentato a Palazzo d'Orléans, sede della Presidenza della Regione, per consegnare al governatore Renato Schifani una pompa irroratrice per diserbante come regalo. Si usa in agricoltura per disinfettare, lo consegniamo a lui perché bisogna liberare il sistema regionale dalle incrostazioni, ha detto De Luca. Ed è tutto per questa edizione, tutti i dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.